Dopo le mareggiate dei giorni scorsi che hanno colpito per l'ennesima volta la stretta lingua di spiaggia che costituisce Isola Verde, sottraendo preziosi metri cubi di arenile, si è dato il via per l'altrettanto ennesima volta all'intervento di ripascimento necessario per proteggere la duna e gli accessi all'abitato, in modo da non lasciarli più esposti all'azione erosiva delle onde. Questa mattina, come nei giorni precedenti, si stava attingendo sabbia con una draga alla foce del fiume e se ne stava caricando in flusso continuo su mezzi che in un via vai senza sosta continuavano a rovesciarla sull'arenile, rimpinguando quella portata via dalla violenza delle onde. Violenza che ha rigettato sulla spiaggia a Isola Verde, quanto nel lato sud di Sottomarina, tronchi e detriti vari che si andranno ad accumulare durante l'inverno e che stanno già cominciando a occupare il camminamento della diga. Siamo solo all'inizio della brutta stagione, sono state le prime mareggiate e ne abbiamo viste di ben peggiori. Ci si augura che il nuovo ripascimento tenga, ma la violenza del mare la conosciamo. La nostra è una sabbia fina, caratteristica, ed è diventato virale il fatto che aiuta a donare una bronzatura particolare. Il fatto che sia così fina fa sì che subisca maggiormente l'azione del vento e delle onde. Molti lamentano che questa azione, il ripascimento, che ormai è diventata praticamente periodica, sia inutile, dato che alla prossima mareggiata si sarà a punto e a capo. Non è così, in quanto la sabbia è la prima difesa, soprattutto a Isola Verde, ma lo abbiamo visto anche a Jesolo, contro la forza del mare, che, se non trova ostacoli alla sua violenza, si apre un varco nelle difese naturali restanti, giungendo nei centri abitati. In attesa che sia completato il nuovo sistema dighe e sbarramenti di fronte al litorale di Isola Verde, i ripascimenti restano il sistema più efficace per ripristinare la prima barriera naturale. La spiaggia. Hai già fatto il cambio gomme? Per i tuoi pneumatici invernali o per quelli 4 stagioni, così da non pensarci più, vai da SD Auto a Borgo San Giovanni. Non solo te le cambiano, ma se in garage non hai spazio, tengono le tue in custodia. Da SD Auto, per la cura della tua auto a 360 gradi. Parco degli Orti. Siamo per l'ennesima volta in una discarica a cielo aperto. Nella solita area, prima recintata, poi a recinzione abbattuta, continuano a confluire materiali che non dovrebbero esserci, essenzialmente resti di mobili e giocattoli ingombranti dove siamo potuti arrivare oggi, prima di essere fermati da una pozza d'acqua che rendeva difficile addentrarsi. Ma quanto abbiamo visto è stato più che sufficiente per renderci conto che le cattive abitudini non sono cambiate. Chi vuole liberarsi dei propri ingombranti trova ormai comodo questo posto dove una videotrappola ci potrebbe stare benissimo. Purtroppo non si sa che intoppi stiano ostacolando l'utilizzo di questa misura, che dovrebbe essere deterrente ma anche punitiva per chi decide di abbandonare i propri rifiuti, contravvenendo alla legge 137 del 2023 del 10 ottobre scorso, che prevede un'ammenda penale e non più una sanzione amministrativa che va dai 1.000 ai 10.000 euro, aumentata fino al doppio se si tratta di rifiuti pericolosi. Una videotrappola qua posizionata avrebbe ragione d'essere e invitiamo l'amministrazione a fare tutto il possibile per rimuovere gli ostacoli che stanno impedendo l'utilizzo di tale mezzo. Probabilmente serve ben altro che un'ammenda per far capire quanto sia importante non lasciare i propri rifiuti abbandonati, a carico, bene o male, della comunità, ma intanto sarebbe un primo passo. In via Vespucci al Civico 130, sabato 14 ottobre, apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari, Android ed Apple e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940. Grazie di essere venuti. È l'occasione per presentare i nuovi mezzi per l'amministrazione della polizia locale. Sono tanti
perché sono 71 mezzi più 5 imbarcazioni. Porto onestamente che a memoria non sono stato. Sono veicoli quasi tutti elettrici o ibridi, tranne i furgoni che non ci sono ancora furgoni ibridi in circolazione. Abbiamo mezzi di ultimissima generazione, ovviamente, e che è anche una fila organizzativa gestibile, perché ovviamente il veicolo elettrico non si carica e se resta senza batteria è un problema. Per cui abbiamo dovuto anche attrezzare le sedi con le colonnine per alimentare il mezzo. Grazie Roberto. Poco da dire, nel senso che il risultato si vede davanti agli occhi. Amministrando bene, e qua bisogna ringraziare i consiglieri comunali che approvano continuamente i bilanci, che sono poi considerato di fare illuminati, che l'equilibrio di bilancio, il risparmio, l'efficientamento, e con l'efficientamento sono riusciti a creare anche tanti posti di lavoro, perché la produzione locale mai è stata così rinnovata e così, devo dire anche sul impulso dello stesso comandato, peraltro, non di oggi, ma da più di 8 anni quando abbiamo cominciato il mandato. Qualcuno criticava la presenza della polizia locale dicendo che stavamo digitalizzando la città, mi sembra invece che oggi i cittadini capiscono che avere ristoranti, avere visto lungo poi ci aiuta sia in terra ferro ma anche in acqua, perché anche lì abbiamo bisogno di fare continuamente sforzi, anche adesso arrivo di sostituzione di valutazioni importanti e dare ulteriore strumentazione. Io credo che il ringraziamento l'ho fatto appunto, ripeto, al Consiglio Comunale, ai nostri consiglieri di maggioranza che hanno sempre creduto in questo e ai cittadini che ci hanno dato fiducia. Non basta la repressione, no, certamente, ma la repressione deve andare per il passo poi alla punibilità di queste persone, perché il tema vero è che il controllo del territorio diventa Oggi il primo forum Ambrosetti qui a Castelbrando, qual è l'attenzione della Regione verso il turismo sostenibile? L'attenzione è forte, al punto tale che io ho voluto questo forum, è una mia idea e nasce dal fatto che queste colline patrimonio dell'umanità debbano indicare la via sempre di più nel futuro per quello che è il turismo sostenibile, che è quello del rispetto dell'ambiente, che è quello di lasciare ai posteri, patrimonio dell'umanità, un territorio che sia assolutamente inalterato e rispettato. Sostenibile vuol dire anche ovviamente tutto il territorio, il Veneto è anche appunto realtà di parchi, ma c'è Venezia che è delicatissima. Beh, Venezia è patrimonio dell'umanità, uno dei 9 siti vincolati, tutelati a livello internazionale. Venezia comunque è oggetto di grandi investimenti, perché quando si parla di sostenibilità su Venezia ci dimentichiamo sempre, o meglio, si dimenticano sempre di parlare di Mose, dei grandi investimenti, delle grandi battaglie fatte per salvaguardare Venezia. Se Venezia anche questo fine ottobre non è andata sotto acqua, non ha avuto l'acqua grande, è grazie al Mose. E questo vuol dire anche sostenibilità per le persone disabili. Zai è sempre stato molto sensibile. Beh, al punto tale che ho voluto che le Olimpiadi abbiano la loro serata di chiusura, che è quella che è l'apoteosi e l'apertura e la chiusura delle Paralimpiadi all'Arena di Verona, proprio per fare in modo che questo diventi il più grande monumento della storia, totalmente accessibile, cosa che era impensabile fino a poco tempo fa. A novità dolce e salato in Viale Veneto a Sottomarina, tra le specialità di Chioggia il venerdì trovi anche le golosità portate da Napoli, dalle 1000 varianti di bussola al casatiello, dai panini nostrani ai formati campani, panini ricchi e gustosi con ingredienti della cucina campana e tante specialità, non solo salato ma anche tanti dolci gustosi con ingredienti speciali, golosi rulli farciti e gustosi torroni. Novità dolce e salato è aperto tutti i giorni, anche la domenica mattina, ma il sabato sera dalle 9 alla mezzanotte potrai gustare ciambelle e brioche calde in tanti e tanti gusti diversi.
Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha affermato nel suo intervento al primo forum nazionale sul turismo sostenibile sui siti patrimonio dell'umanità a Castelbrando, a Cison di Valmarino, che ospitare in Veneto il primo forum nazionale sul turismo sostenibile ha un significato importante. Siamo tra le regioni italiane con il maggior numero di siti UNESCO, una terra che ha saputo crescere in termini economici grazie anche alle importanti ricadute legate all'industria turistica, un comparto che ha superato le cifre da record del 2019 con un boom di turisti stranieri aumentati molto rispetto al 2022, tanto da superare il record del 2019. Anche il numero di italiani è largamente superiore, seppur non ancora nelle presenze, ha affermato. In queste settimane continuiamo a registrare ottime presenze, agevolate anche dal meteo, quindi ci aspettiamo dati eccellenti in chiusura d'anno. Il mare, il lago e la montagna hanno contribuito in maniera determinante e continueranno a fare la parte del leone con le grandi città d'arte, ma per raggiungere questo primato, confermandoci nuovamente come la regione più turistica d'Italia, il riconoscimento dei siti UNESCO rappresentano un tassello fondamentale. Essi devono essere considerati i punti di partenza che impegnano le istituzioni a tutti i livelli a mettere in atto iniziative di prevenzione, salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, ha proseguito il governatore. In questi anni abbiamo dimostrato la capacità del Veneto di guardare al futuro e questa vetrina nazionale ci permetterà ancora una volta di raccontare l'unicità dei luoghi veneti, 9 siti UNESCO, 2 riserve MAB UNESCO, il Delta del Po e il Monte Grappa, ai quali si aggiungono l'Arte delle Perle di Vetro patrimonio immateriale e la recente iscrizione del Tocatì al registro delle buone pratiche di salvaguardia, una sapiente combinazione tra cultura, turismo e sport. Questa è la formula vincente che valorizza le bellezze, gli antichi mestieri, l'enogastronomia, le eccellenze del nostro territorio, l'arte e il paesaggio, e tra un anno, ha affermato, conto di ospitare nuovamente questo appuntamento per celebrare il 10° sito UNESCO del Veneto. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto, per cui proponiamo dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì lo spritz, il prosecco e la birra tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi, veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche il sabato e domenica nel dopo cena per i nostri cocktail, i nostri drink.